Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro. Presentato il nuovo servizio che si effettuerà nei distributori di Porto Levante per le marinerie di Rosolina e Portoviro. È stato un lungo iter burocratico, ma come ha sottolineato il sindaco è stato un successo, ricordando che questi distributori nel nostro territorio si trovano esclusivamente a Porto Tolle oppure nella vicina Goro in provincia di Ferrara, non esistono a Chioggia, quindi è un ulteriore successo sia dell'amministrazione di Portoviro che di Rosolina e un ulteriore beneficio ai pescatori che potranno usufruire in questi distributori di uno sconto circa del 50% sul prezzo corrente. Oggi è una giornata importante, direi storica, perché finalmente anche il comune di Portoviro e il comune di Rosolina, e in particolare le loro marinerie, potranno godere della benzina agevolata per gli operatori della pesca. Per chi ha seguito tutta la vicenda, naturalmente abbiamo cominciato questo percorso ben 3 anni fa, dove siamo partiti a bomba cercando appunto di portare questa agevolazione anche ai nostri pescatori, ma poi in questi anni, per motivi di problemi burocratici, in particolare la pratica non trovava sbocco all'Agenzia delle Dogane perché aveva determinate complessità che non si riusciva a risolvere, ci eravamo un pochino arenati. C'è stato un momento in cui abbiamo anche perso le speranze, ma siccome la speranza sappiamo che è l'ultima a morire, abbiamo fatto bene a crederci sempre in questo progetto importante che è a supporto di un settore strategico che è quello della pesca per il nostro comune e anche quello di Rosolina. E siamo qui appunto oggi con Gianni Petroli, che ha dato la disponibilità a portare avanti questa iniziativa a Porto Levante per noi ma anche per Rosolina, e che dopo naturalmente sentiremo, e che ringrazio per il suo interessamento, e quindi siamo arrivati finalmente a raggiungere l'obiettivo. Quindi in 3 anni siamo riusciti a portare a casa una cosa storica, perché per le nostre marinerie non c'è mai stato questo privilegio, e io spero che vi possa essere di supporto, perché sappiamo benissimo che i problemi che toccano il settore della pesca e gli operatori della pesca sono tantissimi ogni giorno. Quindi se qualche volta, ogni tanto, anche le amministrazioni comunali si impegnano nel supportare questo lavoro importante, non solo per i nostri comuni ma anche per la provincia, perché siamo appunto settore trainante, io direi che la cosa è solo che positiva e fioriera di collaborazioni che possono portare utilità da entrambe le parti. È stato un percorso tortuoso, è stato un percorso importante che ci ha visti impegnati in maniera veramente assidua anche presso gli enti superiori, dogane, provincia, regione, sì, prefetto. Abbiamo veramente tentato il tutto e per tutto, finalmente con Gianni siamo riusciti a risolvere il problema. È veramente una conquista, è una conquista soprattutto perché arriva in un momento in cui il settore della pesca è in forte difficoltà, quindi ancora di più è un evento che va celebrato e che va a supporto dei nostri pescatori.